Buongiorno, allora a lei le piace questa iniziativa della casetta dell'acqua? Io sono d'accordo perché sono venuto già a prenderla qualche volta, comunque è buona, fresca, o frizzante o naturale. Sono d'accordo anche perché non serve andare a spendere tutti i soldi in negozio. Lei prima di usare quest'acqua usava quella di rubinetto o andava in supermercato? No, andavo a prenderla, se non altro mia moglie ha sempre bevuto quella del rubinetto. Io andavo a prendere quella frizzante perché mi sembra che disseta di più, però sicuramente adesso verrò qui perché costa neanche metà di... Sì, 6 centesimi al litro. Ecco, e per me è buonissima, come è già anche fresca. E abito qui vicino e come la porto a casa la bevo senza metterla in frigo. Comunque sono d'accordissimo. Quindi il giudizio positivo? Domandi. Un giudizio positivo allora? Per me sì, senz'altro. Come giudicate questo servizio? Utile? Utile, ottimo anche come... Posso chiedere se lei prima di usare quest'acqua usava l'acqua quella che si compra nei supermercati? Prima usavo quella dei supermercati, sì. Invece adesso? Adesso vengo qua e va meglio questo, va meglio perché è più naturale del supermercato. Lei la preferisce naturale o frizzante? Io preferisco naturale. E per quanto riguarda il costo, secondo me è un costo giusto? Non lo so, io sono arrivato adesso. 6 centesimi al litro quando verrà a pagamento. Va benissimo, come costa? Il supermercato costa molto di più. Quindi soddisfatto? Sì, sì. Grazie. Buongiorno. Vedo che lei usa le bottiglie di vetro, perché quelle di plastica è per una questione di igiene? No, questione che le avevo là è già da parecchio tempo e quindi cerco di usufruire queste. Lei prima usava l'acqua magari acquistata al supermercato? No, io sono un paio d'anni che uso solamente acqua del Sina. Sì, l'acqua di rubinetto? Acqua del rubinetto. Però adesso che c'è la casetta dell'acqua? Ne approfitto. Come mai? Cosa trova in più in Ma penso che sia magari un po' più pura, più filtrata, tutto lì, solo per quello. Non è che magari lei la preferisce magari frizzante? No, io naturale. Però lei dice qui magari ho la sicurezza che venga filtrato ulteriormente, sì, penso, il sapore di cloro? No, penso solo a quello, altro non ho di cui lamentarmi, anzi consiglierei anche agli altri di approfittarne. Certo. Per quanto riguarda il costo al litro, una cifra ragionevole? Sì, molto ragionevole, sì. Adesso bisognerà aspettare, agosto, a luglio gratis, agosto anche, a settembre verrà a pagamento. Avevo già chiesto se erano già in vendita le tessere, quindi sarò uno dei primi a approfittarne. Okay. Perfetto, allora lascio riempire le sue bottiglie. Grazie. Grazie a lei. Fatto? Lei prima utilizzava l'acqua acquistata nei supermercati? Sì. E adesso che c'è questa casetta dell'acqua? Vengo sempre qua a prenderla. Avevo letto che dovevano metterne un'altra anche perché qua comincia a essere un po'... Un'altra dove, scusa? Non so, avevo letto che dovevano mettere due casette a Portogruaro. Sempre qua a Portogruaro. Per il momento ce n'è solo una. Sì, perché vedo che ogni volta che vengo è sempre un traffico di gente. Lei cosa preferisce? C'è l'acqua perché magari si può avere la frizzante, è fresca? Intanto non ho più il bidone pieno sì, dice il problema dei rifiuti. Dei rifiuti che una volta non mi stava mai dentro, dovevo aspettare sempre 15 giorni, adesso lo trovo. E dopo anche l'acqua è buona, almeno. Quindi anche in famiglia siete tutti quanti d'accordo, sì, insomma, vi trovate bene? Sì. Non ho niente da dire, anzi. Magari ce ne fosse un'altra, lei direbbe, quello ancora perché meglio. Avevo letto appunto che dovevano metterne due. Ma lei fa tanta strada per venire fino a No, abito qua vicino? Vengo in bicicletta con 6 bottiglie. Sì, fa un giorno o due, dipende, adesso che fa caldo. Perfetto. Benissimo. Sì, io mi trovo bene, il servizio è utile, credo che anche l'inquinamento sia inferiore rispetto a prima, meno plastica da smaltire.
Posso chiedere se lei prima magari utilizzava l'acqua comprata nei supermercati? E adesso invece usa questa? Perché per quale ragione? A parte il fatto che è gratis, diciamo. Beh, adesso è gratis, dopo costerà comunque meno rispetto al supermercato. Grazie. C'è anche un fattore anche di inquinamento, perché no? L'inquinamento viene... Sì, si recuperano diciamo tutta la plastica delle bottiglie. Sì, quindi se c'è meno plastica da gettare c'è anche meno plastica da produrre, quindi credo che a lungo termine ne gioviamo anche in termini. Le posso chiedere come mai fino adesso lei non ha mai utilizzato l'acqua del rubinetto, che in sostanza... Per il gusto, perché qua a Portogallo aveva un gusto un po', sapeva un po' penso da cloro, comunque c'erano degli additivi. Quindi lei dice vengo qui perché qui gli viene tolto l'odore di cloro, viene ulteriormente filtrata, viene rinfrescata, eventualmente la posso prendere anche frizzante magari. Esatto, sì. Non so i suoi gusti adesso. Sì, ne prendo un po' di frizzante adesso. E quindi per questa ragione dice a questo punto mi rifornisco qui. Sì, esatto. Lei da quanto tempo viene qui? Io lo utilizzo credo da un mese e mezzo, 2, perché già la prendevo a Fossalta, che c'era già la casettella, ma quando l'ho vista qua sono venuto qua perché abito qua vicino, insomma, è più comodo anche. Ha sentito che a partire da settembre verrà a pagamento? Sì, va bene. Ho già la tessera, quindi non la può usare qua, non è? Quella di Fossalta non funziona, no, ne prenderò una per Portogallo. Sì, perché sono suddivise, a parte che a Fossalta c'è il KBT, cioè per dire, questo qui è l'Acquedotto Basso Livenza, quello è l'Acquedotto Basso Tagliamento, sì. Due società diverse, Okay. però anche quelle fornite da Basso Livenza per comune sono suddivise. Vabbè, prenderò la tessera. Sì, comunque costa poco, penso 2,50 € mi pare costi. Sì, là l'ho pagata 5 euro mi sembra. Però c'è già là c'era già un euro da usufruire, insomma, sì. Quindi è una buona iniziativa questa. Secondo me sì, vedremo. Okay. Grazie. A lei. Buongiorno, lei usa l'acqua della casetta qui? Sì signore, Ma prima che acqua usava? l'acqua del rubinetto Questo qui cosa trova? trovo che è pratica, fresca, acqua buona, Lei la prende anche frizzante? frizzante soprattutto perché mi piace le bollicine. Comunque è un bel servizio secondo me. Poi nel momento in cui sarà il momento di pagare costa anche poco. 6 centesimi al litro. Sì, 900, perché di solito le bottiglie sono da 1,5 litri. Sono qua perché io mi trovo una bottiglia di acqua. No, oggi c'è inaugurazione, no? Beh, ma- Dovrebbe iniziare alle 11, adesso No, sono già le 11:10. Finirà nel giro di 5 minuti Sì. e sta qua a aspettare, no, beh, poi Soddisfatto? ricavato, sì, è una settimana che io non lo sapevo neanche, no? Come ha fatto a saperlo? per caso, perché uno me l'ha detto, vai là dagli alpini, ecco, sono io qua, ho trovato acqua buona, Quindi c'è stata una mancanza di comunicazione, cioè non l'ha letto ma né sui no, giornali? ma probabilmente, no, il comune mette fuori nelle bacheche, là vicino al comune, mette fuori le scritte, Sì, ma sta roba qua mi pare non l'abbia messa. non lo so, Magari lei se ci butta sempre un occhio l'avrebbe sì, letto. io abito qua a 300 metri, tante volte magari non si guarda quelle robe lì, capivo. Comunque è una bella roba, dai. Buona iniziativa. Sì, Ok. ottimo. Bene, la ringrazio. Ottimo, niente.